Allora, affrontiamo il tema di un passaggio importantissimo, l'azienda di padre in figlio o nonno nipote, a seconda poi dei casi, eccetera. È un passaggio strategico ancora importantissimo ed estremamente delicato, ancor più in un momento di cambiamenti, eccetera. Ne parlavamo proprio ieri sera con la CIA, quindi gli agricoltori, i giovani agricoltori che avevano preso in mano le attività dei genitori, chi le ha incominciate ex novo, eccetera, però proponendo delle cose del tutto innovative, a volte che sembravano arrischiate, quindi scontrandosi tra generazioni. Poi è stato magari un successo, però che fatica. Sì, tante volte parliamo di passaggio generazionale senza pensare, senza fare un passaggio prima, di capire se veramente il figlio è intenzionato a volere l'azienda in primo luogo, e in secondo luogo il padre o il nonno o lo zio che sia disposto a cederla. Quindi due cose. La premessa è questa. La premessa è questa. Il passaggio generazionale proprio deve essere un passaggio dato stabilito nel tempo, quindi 5 anni per fare il passaggio generazionale, una volta passato è passato. E invece. Purtroppo, per fortuna, la maggior parte dei casi è per fortuna, perché ovviamente il giovane che poi non è più giovane fa un passaggio generazionale quasi da nonno a nipote ormai, e ha sempre ovviamente le problematiche in cui il senior, essendo anche più saggio, riesce a gestire in maniera migliore, però non dobbiamo. Ecco, mi volevo chiedere una cosa, ci sono sempre più giovani che, allora c'è stato un periodo, un po' di anni fa, prima della crisi, che tanti giovani questo passaggio non lo volevano avere, quindi questo testimone dice mandalo a qualcun altro, vendilo, cedilo, io voglio realizzarmi da qualsiasi altra parte, in qualsiasi altra cosa, ma non nell'impresa di famiglia. Ed era una cosa che era diventata frequentissima. Con la crisi si è attenuata perché se il giovane, per quanto possa essere di famiglia magari benestante, di imprenditori eccetera, si è reso conto che fuori poi non c'è neanche così tanto da trovare, quindi piuttosto che nulla aspetta il piuttosto, però senza farlo con quella voglia pazzesca. La situazione nel vostro settore, quindi che è comunque attinente commercio e servizi, com'è allo stato attuale? Allora, io faccio una mia proiezione nel consiglio dei giovani, anche provinciale, che sono anche presidente provinciale della Confcommercio Giovani, e trovo su una ventina di colleghi in cui sono inseriti nell'ambito delle attività dei giovani, più della metà ha un passaggio generazionale in corso, quindi noi abbiamo un territorio che è molto, forse un territorio, forse anche una generazione che è spinta nel passaggio generazionale, e quindi è un tema molto sentito, è un tema preoccupante anche a livello occupazionale, perché se il passaggio generazionale è fatto male i posti di lavoro saltano, quindi a volte troviamo anche i dipendenti stessi in certe situazioni che ostacolano questo passaggio qua. Quindi Infatti non noi sono felici dell'ingresso dei giovani. non hanno fiducia, Ah. non hanno fiducia del passaggio, perché il padre non ha mai formato, non ha mai iniziato il passaggio, quindi trova anche un campo che non è delineato. Noi con la Confcommercio abbiamo fatto diversi progetti proprio per aiutare il passaggio generazionale, quindi aiutare anche con dei manager in affitto, aiutare anche con dei psicologi, perché la prima cosa è la psicologia sia Sì. del giovane che del senior, quindi il senior che non va più in azienda la mattina ma va a giocare a golf a Ha portare i delle nipoti crisi di a delle identità. crisi di identità, e questo è un problema importante Assolutamente. che Ma effettivamente affrontiamo è con vero, è tutti. interessante anche questo qua, l'aspetto psicologico è di non poco conto, cioè trovarsi pensionati da imprenditori improvvisamente, pensando che in azienda c'è il figlio, chissà cosa combina, cioè immagino che sia un pensiero che turba la mente, no? Io, la mia esperienza personale, io non ho fratelli e neanche sorelle, quindi sono proprio mirato, ho la fortuna, abbiamo diversi negozi, quindi ci spalmiamo anche nel territorio, non siamo a contatto, però anch'io quando ho avuto 20 anni non sono entrato subito in azienda, ho fatto le mie esperienze, quindi, che mi hanno portato a fare. Dopo sono rientrato perché avevo già il mio disegno di rientrare, però le esperienze sono importanti, mi hanno Ma il papà c'è formato. ancora? Come? Il papà c'è Sì, ancora? sì, c'è il papà, c'è la mamma, ci sono tutti. Loro
non abbiamo fatto, c'è un passaggio generazionale ovviamente a livello del management, però a livello della società sono all'interno della società, quindi loro hanno ancora Posso anch'io controllo. dire. Sì, Allora, ci sono due prerequisiti tra quelli che giustamente ha ricordato lui, cioè il voler trapassare e il voler prendere. C'è un'altra premessa a monte. Chi vuole prendere deve amare fare impresa, sì. deve amare il rischio, che non è la roulette o il gioco d'azzardo, è il rischio dell'imprenditore, cioè deve essere orgoglioso e contento di entrare nel mondo dell'incertezza. Secondo me dovrebbero farlo anche i lavoratori oggi, un po', dovrebbero rischiare anche loro un po'. Beh, ma adesso rischiano. Adesso... No, rischiano il posto di lavoro, ma non è questo. Rischiare, diciamo, di No, uscire ma infatti. dal comportamento piatto. Certo. Seconda cosa, L'essere imprenditori di se devono stessi. amare l'innovazione, perché nel passaggio, cioè oggi il problema di tutti, dell'agricoltore, dell'industriale, dell'artigiano, ma anche del commerciante, dell'operatore turistico, dell'esercente e dell'operatore di servizi è dare qualcosa di nuovo al consumatore. Questo lo può fare a prescindere dall'età, ma a maggior ragione se c'è un trapasso generazionale, cioè chi subentra deve dare qualcosa di nuovo, il che non vuol dire cambiare il registratore di cassa o cambiare il frigorifero o la cucina, vuol dire dare un servizio globale, perché si tratta di servizi, che sia diverso da quello che c'era prima. Quindi significa fare il cambiamento, che è quello che deve fare il nostro Paese. Ecco, questo percorso non si riesce a farlo da soli, ci vuole un'associazione, ci vuole qualcuno che ti accompagni e che ti dia gli strumenti, ci vuole una politica che ti rispetti e che mette in campo le risorse. La politica regionale non ha fatto questo fino ad oggi. La politica regionale ha fatto una legge nel 2007, la legge sull'innovazione, che premia due ambiti soltanto, gli industriali e l'università. Io capisco che l'università debba fare ricerca, capisco che l'industria debba innovarsi, ma l'agricoltura no, No, ma il infatti commerciante quello no, l'esercente no. Ecco, noi stiamo lavorando come Confcommercio regionale con quelli che saranno nuovi o vecchi riconfermati, non ci interessa, a disegnare un futuro diverso del Veneto. Deve essere il futuro delle opportunità, un Veneto delle opportunità. Deve dare a tutti le opportunità per innovare, perché è più importante cambiare, lo chiamano i tecnici modello di business, cioè modo di fare impresa e di essere percepiti dal cliente, che cambiare la cucina o le attrezzature o diciamo andare su internet. Sono tutti strumenti, l'importante è che il consumatore apprezzi che sta cambiando, che è cambiato e che viene incontro alle sue esigenze. Bisogna guardare il mercato con gli occhi del consumatore. Chi riesce a fare questo e può informarsi, può studiare, vince la scommessa, perché non tutti vanno male oggi. Qualcuno va anche bene. Assolutamente, anzi, Per fortuna e anche per caspita. capacità. Cosa sente di dire su questo argomento, signora? Sì, nel senso che lo ascoltavo adesso in merito alla formazione. Io non ho un passato tecnico, io non ho studiato cucina, no? Quindi mi mancano tante basi, le basi tecniche mi mancano proprio, io faccio le cose che so fare, nel senso che imparo, sì, ma adesso però sentirei veramente il bisogno della formazione. Adesso sento il bisogno di rafforzare le basi. Adesso sono arrivata fino a qua, mi è andata bene e mi sembra di essere in crescita perché mi sembra di aver raggiunto un bel... E adesso sento veramente il bisogno della formazione, dico la verità. Ecco, questo è un esempio molto bello di quello che deve essere la persona oggi. Si parla di creativi. I creativi vuoti spariscono, sono modaioli, fanno trend, durano un anno. I creativi come lei, perché lei ha creato un'offerta nuova, senza sapere cos'era l'offerta prima, perché non c'è un trapasso generale, e adesso sente il bisogno di radicarsi, cioè di confinare questa creatività in principi,
in coerenza, in struttura, che non è far uccidere l'impresa, è semplicemente darle un modo di procedere più consapevole. Questo è bellissimo il suo percorso, per quello che insistevo prima per capire come hai fatto, non hai studiato, perché non è che uno deve prima studiare e poi fare. Oggi i giovani, c'è un ventenne che si è inventato una cosa che non ho capito bene, che sono pale eoliche da mettere sui tetti, ha fatto una start-up, è stato comprato un mese fa dagli americani per 5 milioni di euro. Questo non ha neanche l'ha fatto l'università a 20 anni. Però è chiaro che poi si deve vendere, cioè lei o si vende o si razionalizza come azienda. Capito? Questa è un po' l'evoluzione. Come giovane, a questo punto, la formazione è il percorso di crescita. La formazione è... E quindi diventare manager dell'azienda, cosa che invece noi abbiamo l'imprenditore di prima generazione, o di seconda di una volta, che di formazione ne aveva ben poca, cioè si cimentava in tutti gli ambiti, dal commerciale per assurdo, alla produzione, alla ricerca prodotto, innovazione, addirittura al web marketing, improvvisandosi, però senza quelli che diceva lei, i presupposti, no? Gli scenari e il mondo ovviamente sono cambiati, quindi se non si ha la formazione, ma la formazione non intendo solo la scuola e l'università, ma la formazione anche di Confcommercio, ad esempio, sì, che master, rilascia. Insomma, che noi troviamo nei corsi che organizziamo nel territorio che parlano anche della parte della ristorazione, la parte del retail, la parte dei nuovi strumenti digitali. Troviamo una presenza che è impressionante e anche incoraggiante per noi che li facciamo e li organizziamo, perché dare informazioni, spiegare come fare innovazione, dare degli spunti al commerciante è l'obiettivo che l'associazione in primis ha. Nel vostro settore, nel suo settore specifico, qual è un aspetto importantissimo da recepire che serve per non chiudere, insomma, e andare avanti? Che prima di tutto il competitor non è più un competitor ma è un collega, quindi il negoziante nel territorio che riesce a portare anche nel centro storico, esempio, persone che possono comprare in tutti i punti vendita. Un'altra innovazione per noi, soprattutto nell'abbigliamento, è l'e-commerce, che non deve essere visto come una minaccia ma quasi un'opportunità. Un'opportunità che il mio cliente cerca in internet e cercando nel locale trova me, non trova magari l'Amazon della situazione e quindi è importante restare nei gioco. Perfetto, siamo arrivati al termine. Grazie a voi di essere stati qui con noi, grazie a Di Sommariva di averci ancora supportato, grazie al nostro chef a distanza, lo conosceremo però tra 2 settimane, sarà qui con noi in studio. Intanto buon proseguimento, buon appetito.